soltanto un magazzino, è una piattaforma energetica, una terra dove sperimentare le armi e basta. Siamo una colonia dell'Italia e quindi Amanda Costa Indipendenza ha deciso di metterci la faccia, di scendere in piazza e di contare le forze sane della nazione, di vedere su quante persone possiamo contare per lanciare una mobilitazione popolare che diventi una grande mobilitazione popolare, sganciata dai partiti italiani, perché i partiti italiani hanno sempre fatto gli interessi dello Stato italiano e continueranno a fare gli interessi dello Stato italiano sulla nostra pelle e sulla nostra storia. Quando si dice che è una battaglia di tutti è vero, ma è una battaglia non di chi fa di professione il servo. Io non mi sento italiano, io non sono italiano. Cosa hanno i sardi da festeggiare di questi 150 anni di orribile colonialismo, di orribile occupazione? Che cosa hanno da festeggiare? Cosa abbiamo da festeggiare? Che cosa hanno da festeggiare? Servo! Io non mi sento italiano, io non sono italiano ed è per questo che nessuno ha il diritto di imporci scelte di vertice non largo. O lottare o andare in agonia, o prendere in mano la nostra storia, il nostro futuro, le nostre risorse, la nostra dignità, o morire, la nostra dignità, o morire. Servo! Non ci piegherete mai! L'Italia! un'alternativa democratica al regime di colonialismo a cui siamo sottoposti, obbligandoci a subire la chimica pesante, obbligando i nostri pastori a dismettere il loro lavoro, obbligando le comunità dell'interno ad abbandonare i loro paesi, obbligando i sardi ad emigrare ad ondate successive. Che cosa abbiamo da festeggiare da questi 150 anni? Io non mi sento italiano, io non sono italiano. Impediremo all'Italia di aggredirci.
Impediremo all'Italia di distruggere la nostra economia. Impediremo all'Italia di distruggere la nostra identità e la nostra dignità fino all'indipendenza.